Nubi dense e cariche di pioggia si sono addensate nel primo pomeriggio, antecedente la Pasqua, sulla città di Portogruaro. Attorno alle ore 12:30, però, a piovere dal cielo, o meglio dal soffitto di un sottoportico del centro storico, sono stati alcuni calcinacci, come mostrano le immagini girate dal blogger Stefano Zanet. L'allarme è stato dato dai commercianti che hanno il loro negozio tra il civico 127 e 129 di Corso Martiri della Libertà. Subito sul posto sono giunti i vigili del fuoco che assieme ai colleghi della polizia locale e ad un ufficiale dei carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sono poi arrivati in gran fretta i cronisti di due noti emittenti locali, Rosario Padovano e Marco Corazza, che non si sono lasciati sfuggire questo inconsueto episodio di cronaca. Mancava solo Gianfranco Battiston, blogger dell'omonimo sito, altrimenti saremmo stati al completo. Il porticato si trova al piano terra di un antico palazzo di 2 piani che si affaccia su Corso Martiri. Questa è la seconda caduta di calcinacci, come alcune voci di piazza ben informate ci hanno riferito, che avviene all'interno dei portici di Portogruaro nel giro di pochi mesi. La volta precedente, un caso simile si era verificato in via Garibaldi durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento posto al primo piano di un'antica palazzina. Allora il piede di un operaio era fuoriuscito dal soffitto del portico mentre stava procedendo alla rimozione della pavimentazione. Per fortuna, in quella occasione non si sono registrati feriti, ma un grosso spavento se lo sono preso coloro i quali passavano in quel momento sotto i portici.